Beh, in questo momento sì, mi sembra chiaro che c'è una crisi di governo aperta, poi tutto sarà nelle mani del Presidente della Repubblica che cercherà di capire cosa accadrà. Di certo noi chiediamo il voto. Lei ha detto meglio andare a votare, ma potrebbe nascere un altro governo senza la Lega? Ma io sono convinto che il voto sia sanificatorio, sia quello che Rousseau chiamava nel contratto sociale l'espressione e la rappresentanza del popolo fino in fondo. Andare a votare significa ridare in mano il mandato al popolo. Se si fa un altro governo sarebbe un pasticcio. Cercheremo di capire cosa accadrà. Che cosa la spaventa adesso per il Veneto? Ma guardi, lo spavento è un'altra roba e sia per altre cose nella vita. Direi che siamo preoccupati come al solito per l'autonomia, tanto per cominciare a parlare di un argomento, un'autonomia che comunque noi continueremo a chiedere a tutti nelle stesse modalità e senza far sconto a nessuno. Non li ho fatti al governo del PD, non li ho fatti al governo giallo-verde, non li farò neanche ai futuri governi. Sappiano che i veneti saranno come un nido di vespe. 2.328.000 veneti sono andati a votare per l'autonomia e noi vogliamo l'autonomia. Non esiste che il vice premier Di Maio, dopo 14 mesi di governo, dica che dà vita a una commissione per valutare l'autonomia. Anche lei confida in Mattarella? Ah sì, guardi, il Presidente Mattarella è il garante della Costituzione, la Costituzione è chiara e penso che sia fondamentale che abbia adempimento ovviamente tutta la procedura prevista dalla Costituzione, però oggi ci sono veramente i presupposti per andare a votare subito, mi permetto di dire, e di avere un governo forte, forse per la prima volta nella storia veramente un governo forte, con un Premier che potremo avere già alla volta di novembre.